insiste, Repetirrelle che sta cercando la partenza veloce, ma anche Rita Disgray si è messa abbastanza bene, Rainer De Fiori che parte forte, 4 su una linea, ma Rita Disgray che assume il comando delle operazioni. C'è poi Riccardo Zamora, Repetita che ripiega, intanto c'è Rainer De Fiori che ora va a fare un po' di pressing esterno a Rita Disgray che si distende lungo i birilli, Rainer De Fiori si accomoda in seconda, in terza Riccardo Zamora, poi c'è Repetiterrelle, a largo è rimasto Rob Mabel, poi ancora RGRL, chiude Renivida. In avanti sempre e comunque è il numero 1 di Rita Disgray che va comunque a controllare anche i primi 600 metri di gara e quindi c'è a largo Rob Mabel che insiste proprio su Rita Disgray, scia di Rob Mabel che viene presa da RGRL, Rainer De Fiori che sta dietro, Riccardo Zamora, Repetiterrelle, chiude sempre Renivida. Rob Mabel che prende di mira Rita Disgray che prova a replicare, ma Rob Mabel insiste in maniera piuttosto convincente, RGRL che viaggia a largo di Rainer De Fiori, Riccardo Zamora e Repetiterrelle, Rob Mabel che cerca di passare e cercare di passare in avanti per passare in vantaggio sull'ultima curva che è il tallone d'Achille, Rob Mabel che prova la fuga, è passato Rob Mabel, poi ancora il numero 5 di RGRL, a largo c'è Repetiterrelle, Rob Mabel che controlla in avanti, RGRL a largo di Repetita in terza, Rob Mabel che entra in vantaggio, Rob Mabel, Repetita, RGRL, Rob Mabel e Giuseppe Porzio Junior che questa volta fanno i conti abbastanza bene, RGRL ci prova ma Rob Mabel vince secondo RGRL, terzo il numero 4, vittoria per Rob Mabel questa volta.